Buongiorno da Leandro Maggi, Rovighi in diretta. Oggi siamo a Loreo, all'apertura della 798esima fiera di San Michele, una delle fiere più antiche del Veneto, e viene aperta questa fiera con la presentazione della squadra nel settore giovanile Lauretum, presieduta da Cesare Mirto ed iscritta in questo campionato nella terza categoria. Presentati tutti gli atleti e ci fa piacere intervistare l'assessore allo sport Andrea Marangon. 798esima fiera di San Michele a Loreo, una fiera tra le più antiche d'Italia a questo punto, del Veneto sicuramente. Siamo con l'assessore allo sport Andrea Marangon perché ha l'onere e l'onore di aprire questa fiera. Perché siamo qua proprio come prima giornata, assessore? Siamo qua, intanto buonasera a tutti, sono Andrea Marangon, l'assessore allo sport del Comune di Loreo. Siamo qua per una presentazione molto importante del settore calcio, in particolar modo del settore giovanile del calcio Loreo. Ci sono diverse squadre, vedo qua molti ragazzi e genitori che sono venuti a supportare i propri figli e speriamo sia un'annata fruttuosa dal punto di vista calcistico e agonistico. Allora, noi per definizione portiamo fortuna, quindi sappia che se tutto va bene è il merito nostro. Cerchiamo di portare fortuna allora. Grazie, adesso noi seguiamo la presentazione e comunque sarà un successo, poi ricordiamo sabato e domenica le giornate clou della fiera e noi saremo qua come media partner. La ringrazio, assessore. Grazie. Una piazza così con i ragazzi, con i genitori, i nonni, gli zii, è la cosa più bella che ci possa essere, perché siamo abituati sempre a vederci tra i telefonini o qualche volta in casa li vediamo in giro, quindi è un momento diverso ed è giusto che venga considerato tale. Quindi grazie a tutti per essere intervenuti. Intanto grazie all'amministrazione comunale e alla Prologo che ci ha dato questa opportunità in occasione della Fiera di San Michele, e tutti coloro che collaborano con noi alla riuscita e a far crescere i nostri ragazzi, i vostri ragazzi, i nostri figli, i vostri figli. Quindi auguro un buon campionato a tutti e adesso andremo avanti con le altre presentazioni e conosceremo sicuramente tutti quanti i nostri ragazzi che calpestano il campo verde finché rimane verde di Loreo. Grazie.